Salve a tutti, risolviamo equazioni polinomiali di grado superiore al secondo utilizzando i divisori dei coefficienti. Quindi qui abbiamo x alla terza più 2x alla seconda meno 3x meno 6 uguale a 0. Dobbiamo guardare i divisori del termine noto, i divisori di meno 6, prendendoli anche col segno. Più o meno 1, più o meno 2, più o meno 3, più o meno 6. Se questa equazione ha soluzioni intere, devono essere una di queste. Se nessuna di queste soluzioni significa che questa equazione non ha soluzioni intere. Quindi dobbiamo provarle, dobbiamo calcolarci il polinomio in questi valori e vedere quando otteniamo 0. Cominciamo, polinomio in 1. Quando calcolare in 1 è più facile perché tutte le potenze di x diventano 1. Allora abbiamo 1 più 2 meno 3 meno 6. Anche qui non serve calcolare esattamente quanto è, noi ci interessa quando è 0, ma se è evidente che non è 0, tipo qua meno 3 meno 6 fa meno 9, qua non abbiamo più 9, allora scriviamo è diverso da 0. Andiamo avanti. E un altro trucco, quando calcoliamo un valore, poi nel valore col meno, non serve ricalcolare tutto, basta cambiare il segno a quei termini che vengono dai termini di grado dispari, x alla terza, x alla prima. A questi dobbiamo cambiare il segno, meno 1 più 3, gli altri rimangono come sono. Allora, comunque, meno 1, meno 6 fa meno 7, qui non abbiamo 7, è diverso da 0. Polinomio in 2. Proprio per utilizzare questa semplificazione dobbiamo calcolare termine a termine, consiglio calcolare ogni singolo termine quando facciamo questo. Allora, 2 alla terza fa 8, poi abbiamo x alla seconda fa 4 per 2 è 8, più 8, meno 3 per 2 fa meno 6, poi abbiamo meno 6, e qua 8 più 8, meno 6 non si eliminano, è diverso da 0. Adesso polinomio in meno 2, usiamo il trucco di prima. Allora il termine che si riferisce al grado 3 e al grado 1 cambia di segno, questo e questo. Qui abbiamo meno 8 e qui abbiamo più 6 e gli altri rimangono come sono. Quindi infatti meno 8 più 8 si eliminano, più 6 meno 6 si eliminano ed è uguale a 0. Quindi meno 2 è una soluzione di questa equazione, 1, 0 del polinomio. Ok, x1 è uguale a meno 2, allora cancello. x1 è meno 2, adesso uso le regole Ruffini, 1x alla terza, 2x alla seconda, meno 3x meno 6. Meno 2, lo 0 è il polinomio, metto qua ci sta sempre 0, 1 più 0 1, meno 2 per 1 meno 2, 2 meno 2 fa 0, meno 2 per 0 è 0, meno 3 più 0 è meno 3, meno 2 per meno 3 fa 6, qua si elimina come è giusto. Questa era di terzo grado, quindi questa è di secondo, 1x al quadrato più 0x meno 3, poniamo uguale a 0. Abbiamo già... Sì, allora bisogna risolvere questa, è facilissimo, questo meno 3 lo portiamo dall'altra parte, x al quadrato uguale a 3 e quindi x è più o meno radice di 3. Qua avevamo già x1, allora scriviamo x2 e x3 sono più o meno radice di 3 e abbiamo trovato tutte e tre le soluzioni di questa equazione. Certo, alcune soluzioni possono non essere numeri reali, in questo caso abbiamo tre numeri reali come soluzione. Andiamo a risolvere l'altra. Qui cercheremo non solo le possibili soluzioni intere, ma tutte le possibili soluzioni razionali. Adesso comunque, come prima, prendiamo i divisori del termine noto. I divisori di 5 sono più o meno 1 più o meno 5. Poi prendiamo i divisori di 3, sì, che prima non l'avevamo fatto, i divisori del termine del coefficiente di grado massimo, più o meno 1 più o meno 3. Adesso costruiamo frazioni, dove prendiamo i numeratori qua e i denominatori qua.
i numeratori dai divisori del termine noto e i denominatori dai divisori del coefficiente di grado massimo. Quindi tanto prendiamo più o meno 1 diviso più o meno 1, più o meno 1 fratto più o meno 1 e più o meno 1, più o meno 5 fratto più o meno 1 e più o meno 5, poi dobbiamo fare più o meno 1 fratto più o meno 3 più o meno un terzo e poi abbiamo più o meno 5 terzi. Se questa equazione ha soluzioni razionali sono tra queste. Se nessuna di queste è soluzione, significa che questo polinomio non ha soluzioni razionali. Va bene, calcoliamo polinomio in 1. Tutte le potenze di x diventano 1, allora 3 meno 1 meno 15 più 5. Vediamo che meno 1 meno 15 meno 16, no, non ci siamo, diverso da 0. Polinomio in meno 1, cambiamo il segno qua, grado 3, grado 1, qui scriviamo meno 3, qui più 15, ricopiamo meno 1 più 5, e 15 più 5 fa 20, no, non ci siamo. Adesso polinomio in 5, perché stiamo facendo questo, calcoliamo termine a termine. Allora, 5 alla terza è 125, 3 volte 125, 3 volte 100 è 300, 3 volte 25 è 75, 375, meno x al quadrato, meno 5 al quadrato, meno 25, meno 15 per 5. 15 per 5 come facciamo? 150 diviso 2, 75, più 5, allora meno 25 meno 75 fa meno 100, quindi questo non mi dà più 100, allora no, è diverso da 0. Polinomio in meno 5, non serve rifare tutti i calcoli, cambiamo il grado 1, il grado 3 e il grado 1. Meno 375 più 75 e ricopiamo meno 25 più 5. Allora, meno 375 meno 25 fa meno 400 e quindi ancora qua non ci siamo. Adesso dobbiamo andare a provare un terzo. Polinomio in un terzo. Anche qua, termine a termine, un terzo elevato alla 3 fa un ventisettesimo. Questo 3 al numeratore va a semplificare, dividiamo sopra e sotto con 3, 3 ventisettesimi diventa un nono. Poi meno x al quadrato, un terzo al quadrato è 9, meno 15 per un terzo, meno 15 diviso 3 meno 5 più 5, e questo è proprio un nono, va via con un nono, meno 5 con più 5 e abbiamo proprio 0. Qui abbiamo trovato x1 che è un terzo. Regola di Ruffini, 3, x alla terza meno 1, x al quadrato meno 15, x più 5. Qui dobbiamo mettere un terzo, poi è sempre 0, 3 più 0 fa 3, un terzo per 3 fa 1, meno 1 più 1 fa 0, un terzo per 0 fa 0, meno 15 più 0 fa meno 15, un terzo per meno 15 fa meno 15 diviso 3 meno 5, qui si elimina, questo era di terzo grado, questo di secondo, 3x al quadrato più 0x meno 15 uguale a 0, meno 15 lo portiamo dall'altra parte, 3x al quadrato è 15, dividiamo con 3, x al quadrato è 15 diviso 3 è 5, x1 ce l'abbiamo già, x2 e x3 sono più o meno radice di 5. A volte dovete davvero risolvere un'equazione di secondo grado con la formula, qua non era necessario, e comunque perché anche nel primo esempio non abbiamo cercato delle soluzioni razionali, perché se vi ricordate nei denominatori abbiamo i divisori del coefficiente grado massimo, ma qui era 1 e quindi al limite avremmo diviso con più o meno 1, non sarebbe cambiato niente, per quello qui non cerchiamo soluzioni razionali, o le cerchi intere o le cerchi razionali è uguale, perché tanto dividi con 1, sono sempre quelle, perché qua il termine appunto era 1x alla terza. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.